Allora, voi mi dovete dire una cosa, perché io qui non ci arrivo, io ci sto sbattendo la testa da questa mattina, anzi da questo primo pomeriggio. Allora, se stiamo addirittura d'arrivo per Vincenzo Italiano, ovvero domani Italiano dovrà incontrare, a detta di molti giornalisti, se Italiano deve parlare con il Bologna domani per discutere dell'andar via, perché si continua a fare il nome di Massimiliano Allegri. Allora, questa è una cosa che io veramente non comprendo. Come cazzo è possibile che noi si sta facendo ancora il nome di Massimiliano Allegri pur sapendo che il prossimo allenatore del Napoli sarà Vincenzo Italiano? Allora, premessa, nulla contro Allegri, per l'amor di Dio, ha vinto quello che vi pare, grande allenatore di qua e di là, va benissimo così, però proprio a pelle, a me non mi ispira fiducia quando è per Dio, cioè io mi è sempre stato sui coglioni, posso dirlo, ma a parte che non fa giocare bene le squadre, questo l'abbiamo visto a Milano, e a Milano ha fatto disastri, a Milano ha fatto disastri. Poi vabbè, lì c'è stata anche la questione Ibrahimovic sotto, secondo me c'era un casino in società che noi nemmeno ci immaginiamo, secondo me, perché si parla addirittura a gennaio, abbiano detto vicino ai calciatori, guarda che Allegri ti vuole mandare via, quindi attenzione di qua e di là, quindi la squadra si è messa proprio contro l'allenatore, un po' come è successo a Napoli, diciamo le cose come stanno, lo possiamo dire, che diciamo anche che alcuni giocatori del Napoli, uno di questi forse pure anch'issa, perché che non venga a salutare sotto la curva l'ultima di campionato, ma mi sembra molto molto strano. Comunque affari loro, a noi questo non ci interessa, chi vivrà vedrà, diciamo così, chi vivrà vedrà. Quello che però a me mi pare strano è che Allegri ha tutta questa cosa a livello mediatico di amici giornalisti che potrebbe far riflettere in questo momento Aurelio De Laurentiis. Perché io vi dico questo? Perché Aurelio De Laurentiis è convinto al 100% per quanto riguarda Vincenzo Italiano, e lì io alzo le mani e dico sarà un colpo di genio. Vediamo che forse Italiano con il Bologna ha fatto bene, ha fatto benissimo con il Bologna, con la Fiorentina ha fatto altrettanto bene, con la Fiorentina, con il materiale che aveva a disposizione. Se non sbaglio ha fatto 2 finali di Conference League con la Fiorentina, poi ha vinto la finale con l'Inter, se non sbaglio l'anno scorso, di Coppa Italia, e poi ha perso contro il Napoli la Supercoppa, se non sbaglio, poi se sto sbagliando ditemelo qui sotto nei commenti. Cioè, chi sta 90 anni con un BMW X5 sotto culo, 90 anni tiene, mannaggia Marin, mannaggia non si sta facendo la gita, io posso chiamare Massa Marittima, facciamo i 30 con un BMW X5, facciamo i 30, mamma mia, 90 anni tiene, che buon. Comunque stavo dicendo, questa cosa a livello mediatico, che Allegri conosce molti giornalisti, ma io quasi potrebbe far vacillare Aurelio De Laurentiis, secondo me, quindi attenzione, perché secondo me non è ancora del tutto chiusa la questione per quanto riguarda Allegri a Napoli. Perché sto dicendo di Allegri a Napoli? Perché quest'oggi pomeriggio, se non sbaglio, forse la Gazzetta dello Sport o Gianluca Di Marzio, non lo so sinceramente, non mi ricordo, però sul gruppo Telegram lo vedete, se basta andare sul gruppo Telegram con le news che vi escono, c'è il bot che vi manda le news H24, lo vedete. Quello che non riesco a capire è perché Manna si sia focalizzato proprio su Massimiliano Allegri. Cioè Manna sta spingendo veramente forte per far arrivare Allegri al Napoli, e non lo so come mai, però lo sappiamo che Allegri c'ha questa cosa, no? Il
nome Massimiliano Allegri, ci portiamo un nome, voglio, ma parlando seriamente, no, tra me e voi, vabbè, poi tutti quegli altri che non sono iscritti al canale, naturalmente, perché mica tutti gli iscritti al canale guardano i video, naturalmente. Quello che io non riesco a concepire, perché devi per forza prendere l'allenatore con il nome, vabbè, perché voglio, sinceramente, tutto quanto vi aspettavate un colpo, lo Jürgen Klopp, Guardiola, cioè tutti quanti si aspettavano un nome incredibile per la panchina del Napoli, no? E poi sembra che quest'altro nome incredibile, come tutti te lo vogliono far credere, sia quello di Massimiliano Allegri. Voglio, attenzione a prendere Allegri, attenzione, perché da inizio campionato a gennaio i giocatori l'hanno seguito. Tanto qualche giocatore nello spogliatoio fa come ha fatto Leao, come ha fatto Pulisic, come ha fatto Chist, come ha fatto Chillat. Lo sappiamo anche i giocatori del Napoli come sono, come sono particolari, questo lo dobbiamo dire, questo lo dobbiamo dire, che sono molto molto particolari, che non gli puoi dire una parola fuori posto, non gli puoi far dire qualche cosa di male, li devi sempre apprezzare. Ecco, se quello si è fatto terra bruciata al Milan, che il Milan è un blasone e i piedi in testa dagli allenatori, dai giocatori non se l'è mai fatti mettere da nessuno, attenzione, perché Massimiliano Allegri si viene a Napoli, secondo me si fa mettere i piedi in testa, va bene? Quindi attenzione, Comunque il Corriere dello Sport, se non sbaglio, edizione napoletana, edizione Napoli, ha parlato di questo contratto di Vincenzo Italiano al Napoli, no? Dicendo sì, è un contratto di 3 anni o 2 più 3 opzioni per il terzo, una cosa del genere, a 2,5 milioni / 3, poi c'è il bonus Champions League, il bonus scudetto, e già qui vi deve far riflettere, perché già si parla di scudetto in casa Napoli, perché giustamente tu italiano, il salto di qualità italiano lo doveva fare, se non era quest'anno, se non era l'anno prossimo, sarà stato fra 2-3 anni, ma italiano in un top club italiano si andava a sedere sicuro, ma perché è proprio un allenatore secondo me adatto a ricoprire quel ruolo da grande squadra, secondo me, italiano può fare veramente bene, attenzione, se dovesse venire italiano, perché poi mettiamoci il punto di domanda, se dovesse venire italiano e se dovesse venire Allegri, cioè questo è il dilemma, perché stai aspettando ancora? Si parla addirittura che De Laurentiis voglia un confronto con Allegri, ma se tu ieri hai parlato con Italiano e si va verso una chiusura del contratto che ha a Bologna in questo momento, perché dobbiamo aspettare Massimiliano Allegri domani? Perché De Laurentiis vuole parlare con Vincenzo Italiano, con Massimiliano Allegri. Ma se tu c'hai già un preaccordo con Italiano, perché devi aspettare? Se domani Italiano va a parlare con il Bologna gli dice sì, ci separiamo, consensuale, e va bene così. Attenzione, perché la Fiorentina ha preso grosso, non vorrei che Palladino potesse andare al Bologna, attenzione, perché non si sa mai, questi giri di panchine così clamorosi, ci potrebbe stare un Palladino a Bologna, secondo me potrebbe fare veramente bene Palladino al Bologna, il materiale per lavorare c'è, quindi attenzione. Non lo so, c'è questa cosa che aleggia, l'ombra di Allegri aleggia per le vie di Napoli, i tifosi non lo vogliono, almeno quelli che io ho sentito, tutti i tifosi napoletani che io ho sentito, ne avrò sentita una cinquantina, la maggior parte Allegri non lo vuole, se dobbiamo rischiare, rischiamo su Vincenzo Italiano, ma non rischiamo su un allenatore come Allegri, che lo devi pagare
6-7 milioni, con quei soldi tu ti paghi il buon Vincenzo Italiano, te lo paghi 2-3 anni, non in un singolo anno. Ecco, questa è pure una cosa che potrebbe andare bene secondo me, perché tu vai a prendere Italiano consapevole che con quei soldi risparmiati ti puoi andare a prendere un determinato giocatore. E poi ricordiamoci, il Napoli, secondo me il Napoli a livello di squadra, di organico, è già completo. Mancherà un difensore centrale, un terzino destro, ma poi basta. Cioè, a centrocampo sei ben fornito, forse un altro centrocampista dovresti prendere, ma uno, non di più. In attacco è ancora Lukaku, e poi ne parleremo delle parole di Lukaku. Lukaku vuole rimanere a Napoli e staremo a vedere. Vabbè, signori, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1906. Ciao.